Eccoci! Buonasera, buonasera, buonasera. Questo effetto audio strabiliante. Prima live in collaborazione con Inarimico. Buonasera Ina. Ecco qua E lo splendido è arrivato finalmente. grande. E anzi, proprio dell'orario di Alastor mi sono imparato anche un po' di sardo, tanto per fare scena. Quindi, dato che molti avranno anche smesso di pranzare, potremmo dire bonu post prandiu. Beh, la pronuncio un po' così, però dai, ci sta. E rullo di tamburi addirittura con la battuta tac. Vabbè, perché già sapevo che si stava a cagare, quindi non c'era bisogno. Esatto. Allora, dice Presentazioni? presentazioni, ma ho scoperto appena adesso che la chat è disabilitata. Allora, Ah, no, è questa cosa, qui siamo a favore della libertà di parola, non è ma non capisco possibile, questa però, cosa è... perché io ero convinto di averla abilitata. Facciamo così. Vabbè, i soliti bug di YouTube, immagino, Sì, che in infatti, realtà tutto normale, non dovrei spaventatevi. parlarla all'istante, perché altrimenti non c'è Eh, interazione ed è la cosa più allo- triste. Sì, effettivamente era meglio farla vedere prima, però va bene. E vabbè, intanto che tu gestisci lì, potremmo magari... Ah, beh, Presentati, le faccio io le presentazioni, dai. vai. Vabbè, per quelli che seguono a me, qui siamo su Nuraga di Alastor e effettivamente questo bel signorotto che parla di Sardegna e chi non interessa la Sardegna, a tutti praticamente. Esatto. E no, nel mentre per quelli che seguono Alastor mi presento io, che sono Inarimico, anche detto Ina per facilitare la conversazione, che sono praticamente un canale di gaming e quindi uno direbbe giustamente che ci fa un canale di divulgazione di Sardegna e un canale di gaming insieme, non lo sappiamo neanche noi in realtà. What the fuck? Esatto. Tra l'altro, ho provato, sono stato nelle impostazioni, non mi fa impostare la chat. Benissimo, e quindi possiamo iniziare. Vabbè, penso possiamo iniziare con questa nota di demerito da parte di Alex. Esatto. Dice, aspetta così. La cosa, no, mi lasciano un poco interdetto. Perché io ero convinto di averla attivata. La chat. Adesso sto guardando qua dal mio cellulare. La chat sì, completamente disattivata. Ed è una cosa che mi fa altamente rodere il deretano. Imparerò dai miei errori. Ma sì? Bene. Vabbè, vabbè, dopo magari ci mettiamo e vediamo come funziona, dai. Cosa che dovevamo fare prima, però non fa niente. Questioni anche di tempistiche. Ero convinto di aver preparato tutto perché quando imposti l'evento da YouTube, con YouTube ti dice abilitazione della chat. Sì, chi possa partecipare? Tutti. E la chat disabilitata. E vai a cagare. Bene. Ina, questa tra l'altro è la prima live. Tu qui sei come voce fuori dal campo in stile Jalapas Band, tra l'altro, che è una novità tra l'altro su questo canale, perché sia nella Spero una novità per me. come? No, finisci, scusa, ti ho È interrotto. una novità perché in passato quando facevo streaming quell'altra piattaforma, quella viola che ho di fatto abbandonato, avevo sempre qualche ospite, queste cose qua. Vabbè, lo puoi dire il nome effettivamente, sai? Lo posso dire, ma non lo voglio dire perché non mi interessa più quello. Tra l'altro questa è anche la prima live fatta da questa nuova postazione, quello che io chiamo il mio ufficio, che più o meno è la mia sala svago. Comunque, Ina, La sala Svalvolo? svalvolo e svago, sì, dove mi metto a leggere queste miliardate di fumetti, belle varie, ascoltare musica, come si vede da lì. E abbiamo impostato un tema su di questa live. Di che cosa si tratta? Dimmelo tu. Di chi parliamo? Di cosa? Allora,
No, allora, prima sì, iniziamo magari. Di che cosa parliamo oggi? Di una cosa che tutti probabilmente volevano sapere, anzi aspettavano assiduamente attaccati al premevano televisore. abbiamo creato hype, direi anche. Ma proprio con la bavetta a terra aggiungerei. Parliamo di cibo, cosa che gli italiani non fanno già 24 ore al giorno, però nello Non fare specifico di chi. e No, soprattutto cose di cui non trattano allora, mai. o parli tu o parlo io, però. Esatto, dobbiamo ancora imparare un po' gli schemi. Vai, vai. Come- No, però oggi non solo parleremo noi di cibo, ma parleremo di chi parla di cibo, quindi è un po' un cibo inception. Ovviamente gli parla di influencer. Sì, food influencer, come si... Un tempo erano food blogger. L'altro giorno, quando abbiamo parlato nel nostro backstage, chiamiamolo così, nel dietro le quinte della live, tu mi hai mandato un elenco di tutti quelli che sono definibili i papà e le mamme degli attuali food influencer, che nascono con i blog. Sì, le persone da insultare in questa live. No, scherzo. Insulta. Sì, Faremo delle sì, critiche, quello sì. No, beh, effettivamente tu hai sollevato giustamente già la prima criticità che potremmo in realtà di parlare, perché tu nel blog effettivamente facevi una cosa molto strutturata e molto più bellina, no? Però c'è stato il passaggio dal blogger a poi quello che vediamo adesso, quelli che parlano di cibo sugli shorts, quindi TikTok, oppure. Vabbè, già che ho detto TikTok, già possiamo capire che la cosa già va in negativo, perché diventa un contenuto più superficiale. Esatto, TikTok e i shorts dunque tantissimo qua su YouTube, dove su YouTube esiste già un universo di food, si chiama sì, sempre food influencer, ma sono persone che cucinano e dunque hanno una certa dimestichezza con pentole e fornelli e fanno vedere le ricette che tu puoi riprodurre in casa. Io stesso sono stato uno di quelli che da quelli ha proprio attinto per prepararsi magari una torta o un piatto particolare. E quelli E quindi perché quelli comunque è un, come possiamo definire quello tra molte virgolette, un modo di divulgare, una divulgazione. donne. Grazie per gli applausi. Comunque quello è stato Perché giustamente chi sta in cucina a casa di Alastor ci sta. Alastor, perché ci deve stare. Alastor ha fatto le ricette e perché ci sono nel mio canale un paio di video di ricette, ma proprio un paio, due. Le ricette di Ala. No, perché no? Perché comunque allora, a parte il montaggio, a parte il settaggio di tutto, devi avere comunque non solo l'attrezzatura bellina, ma devi avere anche il tempo di poterle fare. Dunque, se cucinare, io quando cucino quando ho ospiti in casa, tendenzialmente. Vabbè sì, perché giustamente devo trovare che che mi faccia da cameraman, in quel caso, che mi segua durante le riprese e poi ci mangiamo quello che io faccio. Sostanzialmente è quello. Dunque bisogna avere il tempo di fare sapere la ricetta. Vabbè, quindi riassumendo, per chi vuole andare a casa di Alastor non si mangia perché è comunista. Oppure si mangia se venite ad aiutare, quantomeno con la preparazione delle video ricette. Quindi vedi, c'è la distribuzione di cibo in questo caso e non di ricchezza, stiamo sempre lì. Vedo che ti stanno piacendo tantissimo questi effetti sonori. Dovremmo metterne di più effettivamente, ma questo per altre live, quindi non vi preoccupate. Dunque Ina vi sta facendo una minaccia, vi sta già dicendo che in futuro potrebbero esserci altre live insieme. Addirittura. Questa è la schitarrata di Bad from the Bones, che è Bad to the Bones, non from, che è una figata di canzone. Tanto io bevo un goccio. Confermo.
confermo tutto perché gli effetti sonori gliel'ho mandati io, quindi, Sì, esatto, io li ho quindi caricati. sì, perché ovviamente non sono rubati ma scaricati illegalmente, ci tengo a precisarlo. Dunque, denunciate Ina, non il sottoscritto. Comunque, No, aspetta. stiamo divagando molto. Comunque, siamo passati da dire che agli inizi esistevano i food blogger. Dunque, gente che andava, gente che aveva anche delle, come si dice, conoscenze sul tema, sul tema cibo e andava in giro Sì, sì, a sì. provare Ma tu per avere... a provare i piatti e a recensirli e nel caso anche consigliare quelle ricette a chi leggeva e addirittura ti dicevano vai a assaggiare in quel ristorante e non facevano pubblicità. Giusto Ina? Aspetta, però stai andando già, No, ti sto... già troppo avanti. Questo è, diciamo, sono gli arbori di quelli che erano influencer sul tema cibo. No, sì, sì, però io vorrei fare una piccola postilla sul fatto del blog, perché effettivamente tu ai tempi, perché stiamo parlando di tempo fa quando ancora non esistevano queste piattaforme rapide come TikTok, no? Quindi tu, il blog per essere seguito doveva avere qualità. Esatto. Quindi effettivamente tu che andavi lì a vedere le ricette dovevano essere di qualità perché poi ti davano i rating, no? Come succede anche oggi, 3 stelle, 2 stelle, 5 stelle, no? E quindi più upvote, vabbè, al tempo erano appunto i rating, avevi alti se portavi qualità e più diventavi famoso. Oggi invece è l'esatto contrario, come poi vedremo a breve. Allora, esatto. Poi qual è stato secondo te diciamo, scusa, ok. Il primo? Il primo, o fra i primi. Aspetta, quando magari... Aspetta, facciamola bene la domanda. Chi sono stati, allora, dal tuo punto di vista, quelli che hanno fatto da apripista a questo mondo social, o comunque partendo dai blog? Beh? Ina? Pronto? Mi senti? Ora sì. Dicevo, chi è stato? Il primo chi è stato? Secondo me chi era Maci, per dirne una. Mi senti? Sì, ma, aspetta, ma io sì, tu sì? Sì, sì, io ti sento, ti sento. Non capivo... Sei tu. No, magari perché ci stiamo parlando sopra. Ops. Vai, vai. Allora, allora, il Napoleone del food influencer, questa qui faccio la piccolina ricerchina da Google, è Sonia Peronasci, fondatrice di Giallo Zafferano nel 2006 addirittura. Cioè, quando ancora si scrivevano i blog e non si facevano i reel, quindi quelli di Instagram di oggi. Quindi stiamo già parlando di tempo fa, cioè quando ho detto tanto tempo fa, proprio tanto, perché 2006, madonna, andavo ancora a scuola. 19 anni fa, tanto per dirne una. E già lo Zafferano, diciamo, adesso è diventato uno dei punti di riferimento di quel settore. Tra riviste, tra social e soprattutto ospita spesso e volentieri anche chef importanti nelle loro video ricette. Giusto? Beh, beata lei, Beh, vorrei averci io un business così. tra l'altro. In più, dunque, lei è diciamo, la capostipite, quella che ha capito che sui social si può parlare di cibo. Si poteva fare. Sui social, o meglio, su internet, perché i social arrivano dopo, soprattutto con l'esplosione di YouTube, dove siamo adesso, dove c'è stata l'afflusso di tantissime persone che hanno cominciato a fare i video e loro che avevano già una grande visibilità come blog hanno poi riversato tutto sui social. Esatto. Che è una cosa interessante. Eh sì, come ho detto prima, è il Napoleone del food influencer. Anche perché poi ha creato un impero. E poi sono arrivati man mano
appunto su YouTube soprattutto i chef. Cioè se andiamo a cercare, abbiamo grandi pasticceri, abbiamo grandi cuochi che fanno anche TV, per dire. Cioè basta pensare. Abbiamo anche abbiamo Gerry Scotti anche. Sì, Gerry Scotti di eroe, perché i video di Gerry Scotti sono divertentissimi. Però Ma sì, beh, perché parlando di cibo dobbiamo nominare per forza Riso Scotti e quindi quello non che ci lì. sponsorizza, comunque questa non è una marchetta. Tra l'altro. Diciamo Vabbè, che comunque vabbè, però se decide di farlo io sono d'accordo, però, insomma. faccio una telefonata a una persona, se vuoi chiedo se ci fanno da sponsor per il futuro. Poi ti spiego in privato. No, diciamo, e poi Interessante. e poi c'è stato il Covid che ha portato tantissime persone ancora di più a stare su questa piattaforma come YouTube e a fare le video ricette. Sì, vabbè, sui social in generale, non solo su YouTube. Penso che è stato il periodo più scuro dell'umanità quello, però vabbè, uno dei tanti. Uno dei No, tanti, più sì. oscuro no. Però diciamo che ha dato il suo, nel senso che ha portato il mondo Vabbè, sì. a stare sui social Sì, sì. in maniera diversa. Sì, in negativo, però. Però sì. Undertaker regna. La questione è questa. E poi è arrivata quella che io chiamo l'invasione. L'invasione dei food influencer. Giusto? Vabbè, quella che chiami tu come versione di flood influencer, va bene, sì, è praticamente quello che hai raccontato finora. La gente ha iniziato a stare più sui social e quindi hanno iniziato magari a imitare quelli che già erano grossi, quelli che abbiamo nominato prima, e hanno iniziato a fare anche i mini influencer che si occupavano di cibo, cioè praticamente si sono moltiplicati. Si sono moltiplicati già il fatto che ad esempio su un social come Instagram, tutti noi, perché un periodo lo facevo anch'io, poi adesso lo odio a fare, non lo faccio più, ogni volta che andavamo a mangiare una pizza anche fuori, o che facevamo il piatto di pasta bellino in casa, o che si andava in un locale, tutti a fare la foto del cibo. A me è successo anche l'altra settimana che sono andato con un amico, come avete visto dai contenuti degli shorts, sono andato a Carloforte, ho mangiato praticamente per 2 giorni, ho fatto 3 pasti nei locali di Carloforte, uno anche che fa parte della guida Michelin, dove c'era il mio amico che faceva la foto ai piatti per tenersi lui. Io ho pensato, appena avrò occasione li metti sui social, però è diventato questo un'ossessione quasi, un vizio che la gente non riesce a togliersi. Vado, mi bevo la Lo sai che ha un nome? Lo sai che ha un nome? Che nome ha questa cosa? Allora, alcuni psicologi definiscono, non è una malattia, non è una malattia vera, però lo definiscono food stagramming compulsivo. Sì, che poi secondo me va a braccetto con quelli che si devono fare il selfie dappertutto. Vabbè sì, anche. Da quello che l'ha fatto per il funerale del Papa, ti ricordi, sei presente? Vabbè, lì però più il narcisismo ci puoi trovare, però sì, ma anche pure una lì. demenza, direi anche, però Vabbè, quello è sempre, è presente sempre sui social addirittura. Pensavo bimbo minchismo. No, insomma, bimovinchismo, diciamo lì tu magari lo intendi che sull'internet si fa leggi, no? Io posto la cosa, però lì è un far parlare di sé, cioè lì non è io voglio fare la stronzata quindi mi faccio la foto col papa, lì è io voglio farmi vedere che faccio la foto col papa, cioè il pensiero è diverso, è malattia comunque, cioè comunque i narcisisti comunque il narcisismo è un disturbo assolato, quindi insomma. Però tornando magari sul cibo, diventa un problema quando sostituisce l'esperienza reale, cioè perché effettivamente se tu ti metti lì 10 minuti a sistemare il piatto per Instagram, a parte che poi si raffredda pure il cibo,
meno che non mangi sushi che è già freddo, però... A parte. Vabbè, ma se vai al sushi non ti fai le foto su Instagram, penso, non lo so. No, lo fanno, Eh, lo fanno, ma poi magari se è un bel ristorante all you can eat, dove è tutto bello condito per non far vedere che magari il pesce non è di grandissima qualità, tutti a fare le E foto. comunque, sì, e proprio il motivo di questo è cercare la validazione esterna, perché cioè, non è che tu lo fai per te, perché se tu lo facessi per te lo mangeresti e zitto, no? Però se devi farti vedere, se vuoi che gli altri ti mettano like e i cuori, vabbè, poi ci stanno quelli che lo fanno per views direttamente, capisci Ci che sono anche quelli che lo diventa un fanno per far problema. vedere che fanno una vita fighissima, l'aperitivo lì, la cena lì, dopo a ballare lì. Sti gran cazzi, fai quello che vuoi della tua Ah, vita. sì. Poi, Poi questo diciamo è un problema dei social effettivamente. Io poi su questo ti posso raccontare che ho visto un sacco di retroscena, di foto fatte che sembra che stanno sull'aereo eccetera. E praticamente ci sta questo con praticamente lo screensaver del computer e la tavoletta del gabinetto davanti alla cinepresa per far vedere l'abitato, fosse un tipo abitacolo, no? No, l'oblò dell'aereo. quello è un meme bellissimo, perché gira tuttora sto formato Sì, sì, sì. di reel Oppure, su Instagram, ad esempio, oppure un altro che faceva finta di stare tipo in campeggio, però tipo stava nella tenda dell'Ikea. Quindi, sì, cioè, quello che si vede sui social non è mai la realtà, quello è il mio mantra. anche Non perché, fidarti. anche perché i filtri aiutano sempre. Ah, vabbè, lì sì. Cioè, sì, lì sì e basta, perché che già sappiamo cosa intendi dire. Esatto. Allora, invece, prima ti dicevo che c'è stata poi l'invasione di questi food influencer. Sì, perché finora abbiamo parlato della parte positiva, Esatto. quantomeno. Adesso parliamo della parte negativa e Ina, qui devono partire anche le critiche, giustamente. O no? Sì, la tua pasta e fagioli non mi è piaciuta l'ultima volta, però, cioè, questo ti ho messo dei dislike. Ah, cavolo. La prossima volta ti farò pasta con edamame. Ma perché in Sardegna fate la pasta e fagioli? Qualcuno la fa, io non la mangio. Ma quelli sono... Mica che flatulenza. Guarda, ma sono già a regime di dieta così. E mi manca solo mangiare anche pasta e fagioli. Oggi ho lo sgarro, fatemi mangiare la mia pizza. Non vi mando la foto sui social. Non farò la storia. Non farò lo short. Non pubblicherò su TikTok. Seguitemi anche lì nel caso. Seguite anche Ina nel caso lì, Vabbè, però se mi mandi l'audio del tuo peto, io sono d'accordo. Dicevo, c'è stata questa. Ok, nel frattempo mi arrivano anche messaggi privati. Questa nuova wave di influencer che parlano di cibo, dai. Allora, premesso che un paio di volte uno ce l'avevo vicino a casa e lo vedevo mentre entravo a casa in macchina. E non ti dico che Che si, volevo che idee strane mi venivano in testa. che si scaccolava mentre faceva il pane, tipo. No, era Non lo lì so. che aveva perfetto appena finito di registrare i contenuti, che salutava i titolari del locale. Dato un locale dove io ogni tanto vado, perché tra l'altro fanno prodotti molto buoni, ma io lì ci andavo prima che arrivasse il food influencer. Io ti... Però non facciamo la marchetta perché ci deve pagare, se no che cazzo è qua, gratis, voglio dire. Grazie. Money, 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 money. No, adesso scherzi a parte. Allora, sono qui ho fatto io perché ce Fino a l'abbiamo. un certo punto, scherzi a parte. No, dicevo, io tendenzialmente quando mi mandano amici link dei short, dei reel o dei video TikTok, dei food influencer, hanno aperto questo, andiamo per farmi... La risposta è Tu li blocchi. no, dovrei anche iniziare a fare. La risposta è no, perché dove va un food influencer io tendo a non andare. Io faccio una cosa da vecchio. Mi fido
ancora della parola, dunque se arriva qualcuno, il passaparola, se arriva uno che mi dice ho mangiato il pollo arrosto fatto in questo locale, è buonissimo, mi viene la curiosità e lo provo. Se arriva il food influencer Pinco Pallino che mi dice il pollo più buono della Sardegna, prodotto di alta qualità a soli 5 euro, E poi scopri che il ristorante è cinese e quello non era vero pollo. ecco. Comunque non mi fido più. Ad esempio uno di quei locali che ti dicevo che a Carloforte, dove vado da 3 anni a mangiare, io poi l'ho scoperto grazie al suggerimento di un collega che conosce bene Carloforte. Mi ha detto guarda, c'è questo posto, rispetto a un ristorante normale costa un pochino di più, poi arrivi lì e vedi le targhe che dal 2018 fino ad oggi fa parte della guida Michelin, non ha una stella Michelin, fa parte della guida, è già un bel riconoscimento, e ci vado a mangiare. Vabbè sì, il marchio di qualità. Esatto, è un marchio di qualità. Quello che a me non piace è vedere questi food influencer che, a parte far vedere che sono sempre belli, sorridenti, abbronzati, quando io sono bianco come un cencio, perché siamo... Ma in effetti penso di questi della Sardegna che non si è abbronzato, ma cioè, sai perché sono più una volta perché comunque io non faccio l'influencer di lavoro, ho un lavoro, strano ma vero, ho un lavoro. quindi non ti possono dire vai a fare un lavoro vero allora? No, non me lo posso dire perché ce l'ho. Mi dispiace per i detrattori, se mai... E praticamente dicevo, io non mi fido dei food influencer, vado ancora, mi leggo ancora le recensioni su Google, TripAdvisor, questi posti qua. Ovviamente su 100 recensioni che trovi, anche lì prende 50 sono fasulle, se non di più. Però vabbè, alcune pagate stesse dall'azienda a volte, attenzione. Oppure sono amici e parenti dei proprietari dell'azienda. Ti potrei fare un paio di esempi, ma non te li faccio perché non voglio parlare di quelle persone. È tipo l'hotel dei miei genitori. Esatto, dove tutte le recensioni sono di Inarimico, Ina o Official Ina, giusto? Ovviamente. No, Google dice... Tutto in famiglia, parentopoli, Esatto. come insegna la politica italiana. Esatto, però dicevo, praticamente cosa sta succedendo? Che anche lì le recensioni non sempre sono veritiere, però le foto sì. Le foto fatte sul momento e anche, diciamo, quelle che sono le fasce di prezzo indicate. Dunque ancora riesco a fidarmi di quelle applicazioni o delle recensioni Google. E dunque provo i posti, poi se non mi piace non ci torno, come si dice qua, croce sopra e amen. E questi food influencer cosa fanno di preciso, Ina? Tu che sei un influencer. Allora, beh, diciamo che le criticità dei food influencer che fanno, tra virgolette, questo lavoro in modo negativo sono tante, i temi più dibattuti. Iniziamo magari col non segnalare chiaramente contenuti sponsorizzati, che comunque tra 1000 hashtag uno mette ADV, non lo noti, e anzi uno neanche magari va a vedere tra gli hashtag se ci stanno, perché chi li guarda gli hashtag, voglio dire, che però è una cosa legale, però diciamo moralmente già qui stiamo in zona grigia. Poi un'altra cosa che magari fanno è magari il ricatto ai ristoranti, perché alcuni influencer propongono visite gratis ai ristoranti promettendo visibilità, però poi in realtà se la rimangiano a volte, quindi diciamo qui è veramente definibile ricatto, per esempio, e appunto sono stati anche denunciati alcuni. Ti racconto una storia. Ah no, aspetta, l'ultima parte che si collega un po' a quello che hai detto tu sul fatto del farlo vedere il cibo. Infatti un'altra criticità è il cibo autentico contro il food porn, perché le critiche del mondo gastronomico lamentano questa che viene definita spettacolarizzazione dell'estetica del cibo, quindi definizione di food porn, perché non è una cosa che trovate sul sito arancione nero, capiamoci, è questa spettacolarizzazione estetica.
ed è molto criticata perché ovviamente questi tipi di canali vengono definiti vere e proprie truffe a volte, perché fanno vedere queste immagini spettacolari con vari filtri eccetera eccetera pure per abbellirli, o poi prezzi alti però alla qualità scadente. Allora, infatti c'è un'altra cosa che ti volevo raccontare, prima che cercassi di interromperti, ti chiedo scusa. Vada. Un paio d'anni fa, a Cagliari, in un ristorante piuttosto famoso, una cosa uscì anche su alcuni giornali. Cosa accadde? Che una sedicente food influencer, Una sedicenne food influencer? sedicente, si è presentata nel locale, si è seduta, con un'amica, ha ordinato e ha mangiato per più o meno 200-300 euro. Anche abbondante, come è cara come cena. Al momento... Vabbè, diciamo che l'amica è tipo conosce 4 persone grasse di cui 3 sono lei stessa. Cosa è successo? Che praticamente al momento della consegna del conto, è arrivato il cameriere, gli ha dato il conto, ha visto la cifra e la risposta è stata: io non pago, io sono un influencer, ho tot iscritti, ho tot visualizzazioni, ti ho fatto i video, io ti porto clienti, non pago. Storia vera. È arrivato il proprietario del locale, tranquillo, e ha detto: prego, si alzi, paghi il conto, a me di quello che fa lei non me ne frega una beata. Puntini. Questo è un caso che qualcuno si monta anche la testa che voglia fare insomma una cosa, mangiare gratis in cambio di visibilità, e quello non è una cosa secondo me eticamente corretta, non è giusto, non è corretto e basta, però è una cosa che a me è una delle prime cose che mi ha dato altamente fastidio quando stavano appunto esplodendo questa miliardata di food influencer che devono andare tutti sorridenti, ben vestiti, a farti vedere che loro si mangiano magari la pasta con l'aragosta accompagnata da un bicchiere di prosecco di altissima qualità, perché più che altro fa sembrare che loro stessi facciano una vita al di sopra magari di quelle che sono le proprie possibilità, facendo finta di far pubblicità dei locali che poi magari hanno dei social. Ora, al giorno d'oggi tutti ce li hanno dei social media manager che si occupano di vari social, Facebook, Instagram, YouTube. Pure sui social media manager ci stanno delle cose grigie, attenzione. Cosa intendi? Spiega. No, che ovviamente tra questi tra gli influencer, perché non sono solo il problema degli influencer, perché alcuni che sono stati acchiappati magari con le mani nel sacco dall'Agcom, sono stati pure questi qui, un imprenditore marketing, uno di questi mi sembra che si chiami tipo Matteo Di Cola, che non fa rima con Coca-Cola, attenzione, impossibile, che era un imprenditore del settore dei food influencer marketing, però. E poi era coinvolto nelle critiche della modalità di collaborazione dei ristoranti e champagne sponsorizzate poco trasparenti. Quindi c'è sempre questa mancanza di trasparenza pure dai social media manager di questi influencer di food. E poi c'è una cosa e poi parliamo, c'è da aggiungere. Cosa? Aspetta, vogliamo spiegare che cosa è l'Agcom, tipo? Ah, certo, dillo. È un ente. Che cacchio ne so? Non lo sai. No, sto scherzando. È l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Però non da confondere con quell'altra lì che se la prende sempre con Fedez, che non fanno mai niente di concreto. E l'Agcom effettivamente gestisce e monitora comunque radio, TV, internet, social media, pubblicità e telecomunicazioni in generale. Però cosa fa in parole semplici? Controlla, questo sempre da Google, controlla le comunicazioni se siano corrette e trasparenti per proteggere i consumatori e vigila per par condicio e sul pluralismo.
Vabbè, che la par condicio sarebbe durante le elezioni monitora che non ci siano favoritismi praticamente, cioè proprio secco. Vabbè, quello, diciamo, la politica la teniamo da parte, perché così la spostiamo via, perché è meglio non entrare in certe dimensioni. Anche Ah sì sì, l'Agcom proprio dice evita favoritismi anche politici, sì sì, pure di quello evita. Tra l'altro poi è meglio non parlare né di calcio né di politica, perché altrimenti lì succede il patatrack, che sono gli argomenti più divisivi di questo universo, anzi multiverso, per me siamo nel secolo. Vabbè, comunque, vabbè, io tifo Saturno. Tu tifi Saturno, io tifo la squadretta qui dietro, tanto manco esiste. Praticamente, e poi cosa? Vedi i favoritismi, anche Alastor ce li ha. Esatto. Però c'è da dire un'altra cosa. Tu dici la Agcom vigila su quelle che tra virgolette potrebbero essere truffe ai danni dei consumatori, sostanzialmente. Giusto? Fa le multe, sì. Secondo te i food influencer fanno tra virgolette, si può dire truffe o comunque suggeriscono così. Allora, da quello che da quello che posso cercare su Google, effettivamente non è che ci sono alcuni nel mirino, tra cui il social media manager che ho nominato prima, però ma in realtà tutte le hanno fatte, mi sa. In realtà se vado controllando, la Gcom le ha fatte multe a qualcuno. Ad esempio, ad esempio, sul punto di vista di comunicazione. Allora volevo. Non vuoi i nomi? Ce li hai i nomi? No, non facciamo nomi, non è il caso. Mi manca solo. Vabbè. No, dicevo, dal punto di vista invece di quello che ti propongono, io sto notando una cosa, io parlo solo di quelli sardi, perché sono quelli che nei social mi compaiono, mi stanno qua, però li seguo perché cerco di studiare e di capire il fenomeno. Vabbè, perché giustamente anche Alastor viene dalla Sardegna, quindi prendete nota se lo volete venire a cercare a casa. Per picchiarmi, ma no, si scherza. No, per offrirti la cena. Ti portano loro a vedere che in realtà sei tu un malpensante. Loro veramente quella roba che propongono è di qualità. Ma c'è una piccola questione. C'è anche una piccola questione. Loro spesso e volentieri fanno vedere quello che il post ti propone e i prezzi dove sono e i costi. Diciamo che su 50 video, su 10 forse ti dicono i costi, a meno che tu non vai nella chat, nei commenti, gli scrivi quanto costa e forse lì ti rispondono. Forse, perché non è detto. Oppure parliamo della qualità. Oggi come oggi, Ina, lo sai benissimo anche tu, quando si parla di qualità si parla anche di costo, perché un prodotto che ha una qualità importante ha un suo costo, giusto? se no è truffa, sì. Esatto, anche perché magari dietro a quello che mangi c'è una storia a partire dalle basi, da chi lo produce fino a chi lo trasforma. Vabbè, le materie prime, esatto. Sì. Dunque, a me fanno, non so per dire un termine che è poco elegante, fanno incavolare però quelli che ti dicono, poi bellissimi, i influencer, fanno spallire i gangheri. I food influencer sardi hanno tutti i problemi di dizione. Io consiglio loro, in alcuni casi da un logopedista, dall'altra parte almeno fare un corso per imparare a scandire bene le parole e anche magari a migliorare il fatto, cioè arriva a quello che ti parla, che si vede che sei un ragazzetto di Cagliari, perché hai l'accento cagliaritano, l'accento castellaio potentissimo, che cavolo, che sembri davvero una macchietta stile Aldo, Giovanni e Giacomo quando faceva i sardi, Nico e i sardi. Poi può diventare un brand, sai? Per uscire un pochettino dallo stereotipo anche del sardo che parla in un certo modo. No, ma alcuni... Il milanese imbruttito pensa quando tu vai da loro o viene qua e c'è la tua parlata, che è una cosa un po' fastidiosa anche. Poi dicevo, ti propongono, faccio un esempio astratto, lo spritz e il tagliere, un tagliere magari così grande, parli almeno 40 cm di tagliere pieno di salumi e formaggi, a
parte di video, vieni che te lo dico io dove mangiare. Ciccio, già a me, vieni che te lo dico io, non esiste. Sembra una minaccia in realtà. Ma soprattutto fammi vedere cosa proponi, dimmi quanto costa e poi magari forse lo provo. Allora, ti fanno vedere uno spritz, il tagliere dico tutto per 10 euro. Aspetta. Oppure 2 spritz e il tagliere a 10 euro. Le cose sono due, o il tagliere è gratis, ma si fa vedere un tagliere dove ci mangiano tranquillamente 2 persone, non se li vale, forse vale da solo 10 O da euro. sua mamma. Cosa? O da sua madre. Già 10 euro vale quel tagliere. E soprattutto lo spritz costa su per giù 6 euro dappertutto. Comunque c'è qualcosa che non mi torna. Mi puoi dire, magari usi un prosecco, fai lo spritz che non è di primissima qualità, ma che punti sulla quantità. Ci può stare. L'Aperol costa quello che costa. Il seltz o l'acqua frizzante che ci metti nello spritz costa quel che costa. C'è qualcosa che non quadra. Allora mi stai dicendo che i salumi formaggi non li hai comprati magari da un produttore che te li porta o da un ingrosso che propone prodotti di qualità, ma me li stai comprando magari del piccolo discount che c'ha magari una salsiccia secca, un pecorino che è buono di sapore, però magari un pezzetto costa 2 euro, 3 euro, capito? Comunque buono di sapore. L'Eurospin sotto casa. Sì, sai quanta gente ho visto con il prosecco dell'Eurospin nei bar facendo gli spritz, appunto. Che poi non è detto che il fatto che sia dell'Eurospin il prosecco non sia buono, perché ce ne sono alcuni che sono buoni, per dire. Ma non è tutto oro quello che luccica. Però comunque ti propongono prezzi molto bassi che poi vanno bene per un pubblico giovane, perché tanto è il loro target. E poi da mangiare, e quello che mangi magari è roba non buona, comunque di qualità, che puoi anche dire, ma sì, ci sta per accompagnare, giusto per mandare giù qualcosa. Tu di questo cosa ne pensi? Sulla questione prezzo di quello che Sì, dai, un po' di formaggio con la muffa sopra non ha mai ucciso nessuno, fatevi gli anticorpi, voglio dire. Però sto dicendo, se mi dici che 10 euro è un tagliere e 2 spritz, e poi magari succede che non costa quello, o è una promozione solamente per l'occasione di quel video, c'è qualcosa che non va bene nella pubblicità che viene fatta. Per qualche quadra che non cosa. Vabbè, nel dubbio comunque venite tutti alla trattoria di Ina, che vi faccio mangiare pure gli asinelli. Tu adesso hai usato anche un effetto sonoro che mi ha riportato alla mente questo food influencer cagliaritano che ha una capacità recitativa più o meno di una suola di scarpe, e quando mangia fa buono, proprio fintissimo, con quel suono che hai messo prima, quel wow, premesso che anche lui è uno di quelli che avrebbe probabilmente dovrebbe fare un corso di dizione. Però porco cane, almeno se mangi qualcosa non sputare sulla telecamera. No, tra l'altro, se mangi qualcosa che ma perché veramente sputa? Io non lo sapevo. Se stai mangiando una cosa che devi pubblicizzare, perché in alcuni casi loro fanno le pubblicità ai locali, ci sta, però se devi pubblicizzare una pizza, per esempio, non mi fai la faccia più finta di questo pianeta come se ti stessero obbligando a mangiare la pizza. Se è fatta bene la pizza, cavolo, se ti piace, fai espressioni diverse da quelle che tendono a fare. Oppure quella che sono quelli che stanno sempre a sorridere, sorridono. Scusami. Ma in realtà ti chiederei chi è che esprime emozioni mentre mangia, cioè nel senso. Cioè queste esplosioni così che porco cane. Sì, ma penso tipo che mi guardano tutti. Riesce a fare così male. Vabbè, ma penso che se fai una cosa simile ti guardano tutti nei ristoranti e qualcuno chiama pure la polizia. No, penso che quelli siano video fatti in orari
fuori dal servizio dei locali, in alcuni casi. Vabbè, sì, oppure, vabbè, che ne sai che magari vengono nel ristorante con l'assistente di sostegno lì. Questa è cattiveria, eh? Questa è cattiveria, Ian. Oppure quelli che cominciano i video. Ciao raghi, oggi vi porto a mangiare. Cioè, stai offrendo? Mi stai offrendo la cena? Dimmi che sto arrivando. Tanto se Ma Raghi penso non si usava neanche nel 2006 quando ha iniziato la signorina. Cioè, ciao raghi e ciao raga. Dipende dal video, ma è sempre la stessa persona. Ciao ragazzi. Raga direttamente. Che praticamente ti fa vedere i suoi viaggi. Perché tu stai collaborando magari con un'agenzia di viaggi, dillo, quantomeno, e dire quanto hai pagato del tuo viaggio, cosa hai fatto. Ma sti gran cavoli. Ti sei fatto il viaggio, fammi le foto su Instagram, vede che sei in viaggio e ciao, non mi interessa sapere tutto quello che hai fatto come se fosse un vlog. A meno che gli fai un vlog su YouTube. Perché magari vuoi fare l'influencer dei viaggi e fare cose nuove alle persone. Io quando faccio i video, ok, o gli shorts dei posti che visito, faccio vedere perché ti sto dicendo, oh guarda che in Sardegna c'è questo, questo e quest'altro. Io non appoggio nessuna agenzia, è tutto pagato dal sottoscritto, però come io vi faccio i contenuti, nel frattempo mi sto facendo una vacanza. Dunque è tutto perfetto. Però c'è gente che ti fa i posti che viaggiano, quello che mangiano. Se ti dicono quanto spendono, vuol dire che se spendono tantissimo è per vedere che c'hanno soldi, o per fare che fanno i viaggi dei loro sogni, sti gran cavoli. Oppure sul cibo, che sempre fare lì, là, qui e là, far vedere. Detto, mai che mi dici poi. A meno che non sei in un posto super mega caro che mi spari la cifra di quanto hai speso, altrimenti non mi dici mai quanto costa. Oppure devi dirgli che hai visto il mio video che ti fanno lo sconto. Dai, intanto lo sanno tutti che dappertutto lo sconto che possono fare massimo per legge è il 5%. Dunque se spendi 50 euro a testa, vedi te quanto vai a spendere. E poi sai, in realtà il discorso è anche più ampio di questo, perché effettivamente uno potrebbe dire odia il gioco, non il giocatore, no? Perché finché le piattaforme lo permettono, non diamo la colpa a quelli che lo sfruttano. Però adesso neanche più questa scusa si può usare, perché le stesse piattaforme si stanno tutelando sotto questo punto di vista. Per esempio YouTube ti chiede di spuntare la vocina video sponsorizzato, e se non lo fai, beh, a parte penso che ti chiudano il canale, però questa cosa è da approfondire. Però vale la stessa cosa pure su Instagram. TikTok non lo so perché TikTok, cioè, Anche nei food blogger, nei food influencer, scusami, stanno cominciano a utilizzare la scritta che è in basso a sinistra, che tu devi impostare, partnership retribuita. Perché tanto alla fine se vai a vedere la pubblicità che ti fa su TikTok o sui short, direttamente fatto dal proprietario del locale, chi li prepara quei video, chi li registra, a volte si sentono anche le voci perché interagiscono, sono sempre gli stessi che poi fanno i food influencer. Perché alcuni di questi, ce n'è uno in Sardegna sicuro, che sta a Sassari, che tra l'altro secondo me a livello di espressività, di parlata, di dizione e accento è l'unico, secondo me è il più bravo di tutti, per quanto a me non stia particolarmente simpatico lui in sé. Io sono fatto così, mi stanno tutti antipatici. vabbè, l'importante è come fa il suo lavoro, dai. Sa fare il suo lavoro, lo sa fare anche molto bene, e si è aperto un'agenzia che fa di comunicazione, pubblicità sui social. Cioè, tanto di cappello. Gli altri non lo so, adesso lo fanno anche loro. Perché in qualche modo... Perché si chiama Giampiero. Perché devono fatturare questi, comunque, devono far... Non è vero, non lo so, io non lo conosco. Non li conosci? Forse ti ho anche mandato dei link da vedere tempo fa. Ma molto tempo fa, Comunque, adesso tutti hanno penso, una buona parte di questi hanno l'agenzia. Domanda.
Quindi tu adesso ci stai dicendo che perfino TikTok vuole le sponsorizzazioni che siano più trasparenti possibili. Esattamente. What the fuck? Esattamente. Stanno comparendo nei video le scritte, già da un po' di tempo, le scritte con partnership retribuita. E quindi non hanno proprio più nessuna scusa per non mettere gli ADV tra gli hashtag. È per quello che alcuni di questi food influencer stanno aprendo tutti partita IVA. Perché si stanno trovando costretti dai social. Sì. I social si stanno rendendo conto che ci sono troppe persone che fanno pubblicità ingannevoli o comunque pubblicità di ogni genere, e dunque è giunto il momento che si deve dire che quella è una pubblicità. Ma sai anche perché? Perché alla fine stiamo parlando di business di un'azienda che comunque è una cosa che si pensa sul lungo termine, non sul breve periodo, perché tu la truffetta la puoi fare sul breve periodo a pochi. Quindi, anzi, come si dice nelle truffe, o puoi truffare pochi sempre, o non puoi truffare e non puoi truffare tutti a lungo, quindi o l'uno o l'altro. In questo caso, e quindi, parlando di food influencer, più che altro, più che truffa, è una possibile, perché certezze non ce ne sono mai nella vita, a meno che cominciamo a provare tutti i posti che loro sponsorizzano, una possibile pubblicità ingannevole, più che altro. No, beh, ma io parlo più che altro quando evitano di non dire che è una cosa sponsorizzata. Quella può effettivamente ricadere nella truffa se intervengono gli organi competenti, quindi attenzione. Poi se lo fanno in modo trasparente si può andare a vedere. Sai cos'è? Perché ci sono due tipi di video che fanno i food influencer. Uno è quello che producono per il ristorante, ok? Che sia con loro, ok, dentro il ristorante, o che sia loro che registrano un discorso, il proprietario del ristorante che ti parla del suo ristorante, va bene? L'altro è loro ti fanno credere che loro hanno ordinato un tavolo in quel posto, o che sono andati per puro caso a mangiare il panino, il toast, l'insalata, la poké, dove vuoi, che sono andati lì per caso, che ti stanno facendo una recensione. Spesso e volentieri quelle non sono recensioni, perché ripeto, se è una recensione mi dici se ti è piaciuto e quanto costa. Invece loro ti parlano di prodotti di alta qualità, di prezzi contenuti, personale bravissimo e gentilissimo sempre, perché anche sono queste le cose che ti vanno a dire, e dove è il posto. Allora quella per me non è una recensione. Poi ovviamente ti si fanno vedere mentre loro mangiano belli, contenti, con espressioni non proprio convincenti in alcuni casi, anche perché spesso e volentieri loro, come ti dicevo prima, le loro espressioni sono copia e incolla, sempre la stessa. E quella si chiama pubblicità. Tipo questa. Si chiama pubblicità e non stai dicendo che è una pubblicità, però me lo fai passare come vlog. E alla fine, ragazzi, mi sono trovato benissimo, ve lo consiglio, venite. Questo si trova a Pinco Pallino, in via Pinco Pallino numero 5. E quella è una pubblicità a casa mia, capito? Pinco Pallina, perché quella a casa mia si chiama pubblicità e tu lo fai passare come un vlog, una cosa come un vlog, anche se i vlog sono... Però ti direi attenzione, perché noi adesso stiamo più parlando dei giocatori, degli influencer, però in realtà non sono solo loro, perché c'è un altro giocatore di cui non abbiamo parlato, che sono le aziende stesse, i ristoranti stessi, che a volte chiamano per farsi fare la recensione pagata, per farsi recensire positivamente, perché poi cosa fanno? Gli fanno proprio il ad hoc il luogo, cioè lo mettono nella posizione giusta per le telecamere,
nel luogo più pulito del ristorante, con i camerieri, quelli fatti bene, col cibo preparato proprio solo per loro, perché poi se vai a vedere quelli del piatto degli altri non è così bello esteticamente. C'è doppio giocatore in questa partita. Quello lo fanno molto i locali che stanno aprendo, ok, o quelli che hanno appena aperto, o quelli che magari un pochettino arrancano, che hanno bisogno di raggiungere una nuova clientela. E ripeto, questi food influencer che vengono chiamati, che sono ragazzi anche giovani, anche molto giovani, alcuni che parlo di ventenni, qualche trentenne, così. Però Vabbè, l'hai nominata prima la sedicenne lì che voleva mangiare sedicente. Comunque, ripeto, minorenni. quelli puntano molto sul pubblico fatto di studenti, comunque possono essere studenti liceali che vogliono uscire il sabato sera a mangiarsi una cosa e bersi la Coca-Cola. Non comprate Coca-Cola, questo ve lo dico tranquillamente. Solo perché non ci sponsorizza. No, ma perché io non ne bevo proprio. Ma neanche io, però se mi dà soldi, che me ne frega a me. Dicevo, comunque posti dove hanno prezzi accessibili, oppure per gli studenti liceali, oppure per gli studenti universitari, a meno che non abbiano un lavoretto. Soldi anche lì non ce ne sono tanti. Dunque sono posti che magari mangi una cosa buona a un prezzo che ti puoi permettere. Dunque Magari sei un fuorisede. sì, parlo di fuorisede, anche universitari che stanno in casa dei genitori, che magari hai 22 anni, se non hai un po', devi studiare, esci sabato sera, magari vuoi sfogarti, dici vado in pizzeria, mi prendo una pizza, una birra, pago 20 euro e sono contento e sto con i miei amici, capito? Oppure una volta al mese vado a fare, una volta al mese no, però quando si va a fare serata puoi svagarti, puoi anche visto che così anche alzare un pochino il gomito, ti cerchi quei posti che comunque non ti fanno spendere un rene. Ina va in montagna a sciare direttamente, sì, tipo una sciatina. Grazie. No, la questione è questa. Comunque il target di pubblico è giovane. Non ti dicono spesso e volentieri i costi. Comunque sono spesso e volentieri sono pubblicità ingannevoli, vengono assoldati questi, vengono assoldati dai titolari dei locali per fare un tipo di pubblicità che poi non corrisponde alla realtà. E poi ce ne sono, vuoi dire assoldati perché sono parecchi, sì. E ce ne sono troppi. E poi, allora, quelli forti, se arrivano qua in Sardegna a 50.000 follower sui social, 50.000 su Facebook, anzi no, Facebook non lo usano nemmeno. Su YouTube vedo che arrancano questi, spesso volentieri arrancano. Su TikTok vanno 50.000, 60, 30.000 follower. Ma penso perché appunto come dicevamo prima, veloce e rapido poi TikTok. Sì, però come dicevamo prima, perché il blog è stato abbandonato? Perché come su YouTube, come hai detto tu che arrancano giustamente, tu devi creare un contenuto di forma lunga, quindi pensato, strutturato. Invece con i shorts fai prima, perché ne puoi fare di più, quindi puoi fare magari un solo video e lo spezzetti e fai 10 shorts, che un lungo video strutturato che fai vedere effettivamente, vabbè, però lì più roba di cucina. Allora, ma sei uno che lo fa sta cosa? La pseudo recensione della pizzeria. Tanto il video è lo stesso, lo metti su Instagram, perché tanto loro usano molto Instagram, anzi penso che sia in alcuni casi il loro social principale, Instagram. Lo metti negli shorts di YouTube, perché se vai a vedere i loro canali, video orizzontali non ne fanno, sono tutti verticali. E poi c'è TikTok. Sì. Quelli sono i loro tre, perché lì i video è uno che ne devi fare, uno ne devi caricare, non devi fare come faccio io, mettere segui Nuraghe di Alastor. Dico loro nel video, se vuoi conoscere altri posti, metti il like e segui il canale.
che è comunque molto orizzontale, lineare, semplice da postare per tre tipi di social media. Sì. E tra l'altro con meno sbattimento, perché a differenza mia e tua, che cerchiamo di proporre video orizzontali e video verticali, dobbiamo fare contenuti di lunghezza diversa e montati anche in conseguenza in maniera diversa per i social dove noi siamo attivi. Perché tu sei attivo. Ma il problema della forma lunga è che comunque tu devi creare lì un'interazione che duri per più tempo, perché con lo shorts tu hai quella scarica di adrenalina e finisci, anzi di dopamina, e finisce là. Per farlo tenere attaccato devi avere magari una personalità, uno script, devi andare lì a vedere, devi anche risultare interessante mentre mangi o dire magari cose interessanti mentre mangi, perché diciamolo, ci sta pure il format di mangiare e basta, che è il mukbang. Non mi vedo a te, mi vedo il mukbang, che è anche quello una forma di video lungo, però va forte perché non lo so, strani feticci della gente. No, guarda, io ad esempio i video che odio sono quelli allora, premesso che non è razzismo il mio, è semplicemente perché mi danno fastidio quei video, quelli dei giapponesi o i coreani che mangiano in ASMR. Premesso, io soffro di una cosa che si chiama misofonia. Sai che cos'è, Ina? No, però posso cercarla su Google. Dico io, perché praticamente sono determinati suoni, in questo caso suoni che emette la bocca quando mangi. Poi se mangi a bocca aperta, ciao. Se mastichi a bocca aperta anche peggio. Sono determinati suoni che all'orecchio della persona che soffre di misofonia sono altamente fastidiosi, irritanti, che possono scatenare diverse cose. A me scatena un forte nervosismo che può scatenare in rabbia pesante, nel senso che ti prenderei malamente a urla e anche con voglie non dico con intenti potrebbero essere anche violenti, a seconda di quanto è fastidioso il rumore, soprattutto se ti chiedo però passionali. Comunque quei video ASMR, come più o meno quasi tutti i video ASMR, a me danno fastidio. Dunque vedere questi qua che mangiano e fanno un rumore, cioè dopo un po' io scrollo, vado avanti, perché tutto li trovi negli shorts o nei reel. Sì, su TikTok capita spesso, si fanno le live proprio ASMR. Oppure quelli, questo lo fanno molti food influencer, per farti vedere che magari mangiano una cosa croccante, mettono l'effetto amplificato in versione ASMR. Sì. Alcune volte mettono effetti finti, se vai a vedere. Sì, si possono trovare tranquillamente su YouTube. Quelle sono cose che a me lo stesso danno altamente fastidio. Qui sembra che io abbia una serie di manie, invece no. Io sono purtroppo non sono l'unico. No, ti dico, in realtà questa diagnosi che mi hai fatta la rivedo in altri conoscenti che però a loro gli viene disgusto. Sì. Non rabbia, però disgusto. Che poi in realtà il tuo discorso pensavo verteva su un'altra cosa che fanno i giapponesi in realtà, sui video mukbang, perché loro avendo una cucina più magari a base di pesce, quei tipi di animaletti lì ancora sono vivi dopo che li cucini, quindi vedi che si muovono, loro ci giocano, e, diciamo eticamente sono già stati criticati per questa cosa. C'è anche un po' di sadismo lì dentro, secondo me, però diciamo che se andassimo ad analizzare tutte le forme che ci sono di food influencer o di presunti tali, perché sono quelli che si fanno vedere solo che mangiano in giro per il mondo, troveremo un sacco di patologie da ricovero in un ospedale psichiatrico, o no? Probabile. Ma anche per chi li vede in realtà, non solo per chi li fa, perché io posso pure farlo perché so che ci stanno i feticisti che ci piace vederlo. Infatti io guardo gli ASMR di Spider-Man dove mette sul microfono il grattaformaggio e ci mette la catena vicino che fa casino. Ecco,
Quelli sono i miei preferiti, oppure un altro che ci mette, diciamo, l'intera pentola e inizia a sbatterla vicino al microfono come si dice, col mestolo. Ma sono anche cose no sense alla fine. Ma infatti lo sto dicendo per il meme, non li guardo gli SMR, anche perché si sentono, non si guardano. Sì, appunto. No, io direi che siamo arrivati anche abbiamo superato l'ora di live. Lo sai? Cioè, è andata in altezza. Io direi che se sei d'accordo, visto che è sabato sera, magari hai anche da fare. Perché penso che Andiamo noi a fare il food porn. adesso usciamo anche noi. Andiamo a far vedere i posti dove mangiare. Vi diciamo che è tutto buono, ma non vi diciamo quanto dovete pagare. E soprattutto se ci sono minorenni. E soprattutto dovete pagare voi. Cazzate a parte. Ma sì, facciamo proprio la live, donateci, più ci donate più mangiamo, proprio così. Così il personal trainer contento perché in classe quello che sono dimagrito in 2 giorni. Che è meno. Esatto. Io direi, Ina, che ci potremmo anche fermare così, che dici? Perché la live comunque è durata un'ora, è stata mi è piaciuta, è stata molto divertente. Che dici? Ce la ritentiamo un'altra più avanti? Magari fra un mesetto? Ma sì, io sono sempre disponibile per chiacchierate in amicizia, anche perché io sono qui perché Alastor non mi ha pagato palesemente per essere presente qui e per mettere gli effetti sonori. Esatto. Quindi possiamo anche salutarci e vederci una prossima volta, ovviamente pagandomi il doppio. Io magari voglio ringraziare chi ha assistito alla live e chi guarderà la registrazione di questa live, che tanto sul canale YouTube c'è sempre. La prossima volta farò in modo che la chat sia attiva, perché così potremo interagire con voi. Vi chiedo ancora scusa per questo inconveniente. Così possiamo fare finta di dire i nomi, ma in realtà li stiamo leggendo dalla chat. Esatto. Ringrazio Ina per esserci. Ina, ricorda a tutti dove ti possono trovare, in quali social sei attivo con i tuoi video gaming. Il principale YouTube, poi posto gli shorts su TikTok e Instagram come consuetudine. Col nome Inarimico Official. Sempre Inarimico, tranne TikTok Inarimico Official, sì. Volevo dire Instagram. Se volete dei gameplay, se volete imparare a giocare come veri pro, venite da me. Che ci divertiamo. E nei video Ina è ancora più spiritosa Ina. Il sottoscritto dove lo trovate? Lo trovate qua su YouTube, mi raccomando sempre, iscrivetevi al canale, anche da Ina ovviamente, iscrivetevi al canale, like, commenti, mi fa sempre piacere. Se volete nella bio qua su YouTube c'è il link anche per entrare a far parte della community Telegram, che quella è gratuita, non vi costa nulla. Vi trovate anche... Altrimenti dove potrete trovare Alastor se non vi iscrivete? Sotto casa vostra. Esatto. Altrimenti mi trovate anche su TikTok, dove propongo sostanzialmente i video che vedete come shorts, li propongo anche su TikTok. Dunque seguitemi anche lì se non vi fa schifo. E detto questo, voglio ringraziare Ina, voglio ringraziare voi che avete seguito la live. Noi ci vediamo la prossima volta. E come consuetudine chiudo la live con Asibiri. Ciao a tutti! Azibiri!